Buon pomeriggio da Calcio a 5 Live, siamo qui Serie C2, progetto futsal Ardea, è la gara conclusiva di questo girone che vede in trasferta l'Ardea giocarsi tutto per la vittoria, il successo e la promozione in questa nuova poi C1. Si affrontano due squadre che daranno tutto oggi, match come dicevamo importantissimo per la chiusura della stagione, ospite l'Ardea dal progetto futsal qui al Circolo Arca, è tutto pronto. Dietro a favore di Barbaresi, lo riesce a liberare ma non del numero 3 Colargina e lo mette fuori, sarà rimessa dal fondo, subito in avanti, pallone di testa, sorprendere tutti con Bernardini che aveva dato per scontato un pallone dove si avventa invece la Bozzetta ed è di testa a spizzare, a mettere in difficoltà Mugnaini e appunto a trafiggerlo l'1-0 il progetto futsal. Soprattutto l'Ardea che deve vincere per promuoversi. A sorpresa il vantaggio della Bozzetta, si era fatto trovare un paio di volte davanti, intanto Cinti deve salire, la palla a favore sempre del numero 11, ancora davanti, il tiro, il gol subito a dire no al vantaggio, a ritrovare concentrazione e nervi saldi. La squadra dell'Ardea mette il pareggio e anima anche i tifosi a bordo campo. Punizione, la rincorsa al saggio al lato per Barbaresi, Bernardini alza la testa, prova la conclusione a rete col bacio al pubblico, sicuramente alla moglie il vantaggio da parte 2-1, il risultato a favore dell'Ardea che va al secondo squillo. Questa palla l'Ardea che la stoppa, la dà bene al Ceniccola, il gol facile con il primo controllo di Covelluzzi che l'affida con l'assistman per la seconda volta a Covelluzzi. 1-3 Ardea. Pallone per Cinti che serve, Galbiati mezzo a due, tacco di Artiglio un po' tenero, intanto partono 1 contro 3, la palla in mezzo, il tiro, il gol del 4-1 all'11° dilaga già il team in maglia rossa, l'Ardea. 1-4 risultato. Progetto futsal che dal cerchio di centrocampo riparte un risultato che dice 1-4, 3 lunghezze di differenza. Bracca adesso, Angione in avanti, subito Angione prova a darla sul secondo palo, sarebbe dovuto essere letale anche questa, la deviazione, il calcio d'angolo. Il soccoro anche per l'inseguitrice Casalbertone che è stata forse una delle poche a dare battaglia. Intanto c'è un bellissimo angolo con il piattone direttamente alla destra dell'estremo difensore del progetto futsal. È 1-5 con assegno il numero 21 Barbaresi. Pallone che gira, Barbaresi, Proietti dietro per Mugnaini, la lascia scorrere, bravo ancora, bene intanto Angione che arriva fin davanti, Proietti che poteva metterla dentro, occasione sprecata, intanto però persa questo pallone, sarà ancora per l'Ardea in avanti. Palla alta con Covelluzzi che la controlla, con Galbiati che riesce a togliergliela in qualche modo, intanto Galasso filtrante per Covelluzzi, c'ha la Pozzetta, la argina Brene, un Vitigno che prova la puntata di poco fuori. Oltre Galasso buttato a terra, se ne dicono un paio, la Bozzetta che però non è dell'avviso, è di avviso discutere. Intanto Bomber, Covelluzzi riesce, attenzione, a perderla però con Galbiati che ne approfitta e mette a segno con una puntata il 2-5, accorciando a 3 misure, 3 lunghezze la differenza reti dal progetto futsal e Ardea. Spera che gira dalla parte opposta, ancora il numero 3 prova la conclusione improvvisa
sul palo. Palla per il capitano, fatto bene per Angione che dialoga in mezzo, ancora Angione, il tiro, il gol del 2-6, riparte l'Ardea da dove aveva lasciato nel finale del secondo tempo. Parte il gol del progetto Futsal, si è fatto sentire Angione a distanza progetto Futsal e siamo a 24 minuti dalla qualificazione della promozione in Serie C1. Facile per Angione che la lascia, fa laterale, Barbarisi in possesso qui sotto la nostra postazione con numero 10 Martiglio. Intanto attenzione, non c'è fallo, progetto Futsal riesce a recuperarla, la palla di Galbiati e cioè davanti Angione, bella la giocata, purtroppo non è riuscita a imprimere forza, Mugnaini può salire, prova il tiro dalla distanza. Dicevamo Università della gara che per ora va bene così per l'Ardea. Attenzione il tiro di Angione che deve trovare pronto numero 1 del progetto Futsal. Fallo che costa anche il quinto cumulativo. La palla dietro, Ripelle in avanti, intanto bravo Barbaretti. Attenzione la bozzetta con Galbiati che prova a approfittare, scarta il portiere, c'è poi un contatto che non produce falli secondo l'arbitro, da rivedere questo episodio. Intanto si è fatto male Galbiati. L'Ardea dietro, intanto si avvinghiano i due, ne esce fuori bene Mrak che prova la conclusione. Si ricomincia con numero 11, dovremo poi allineare il timer con quello dell'arbitro. La palla per la bozzetta che serve Galbiati, ancora per la bozzetta che mette a segno numero 11 il 3-6, gara che sembra ipoteticamente chiusa ma che comunque fa notare per qualche incursione il progetto Futsal. Una di queste ha portato al gol, vediamo che succederà. Sì, con Cinti che la toccherà, punizione di seconda, uscire Angione, Imrak, il tiro, la palla salvata da Manuel, attenzione ancora due volte da Proietti che si trova al punto giusto al momento giusto, non a caso sul secondo palo. Tanto c'è un contatto che però non vale il fallo, Mrak prova a salire, c'è Angione, la parata. Rosso di Mrak che aveva già ricevuto il giallo nel primo tempo per proteste con Cinti, viene ammonito anche lui. Ancora a cercare il giro, si tengono in linea i tre, proteggere Mugnaini. Prova il tiro facile, intanto ancora la conclusione due volte Murata, intanto Angione riesce a toglierla, prova ad andarsene, ancora Angione in mezzo a due, il tiro, la conclusione però anche con un disturbo forse falloso. Intanto si prende la distanza Cinti, Galbiati in avanti per la bozzetta che deve girarsi mezza a due, intanto senza fallo Bernardini se la prende con l'arbitro, la palla in avanti con Galbiati, fallo su Bernardini e giallo anche per lui. Galbiati a tirare, fischio dell'arbitro, il tiro sul palo di Galbiati e triplice fischio, si chiude qua ed è la festa che inizia a favore dell'Ardea che si promuove, viene promossa in C1. Ancora sicuri perché sennò ero troppo poco. Però pensa che hai vinto. So pieno di era e tenuta da Mugnaini e Angione, è C1 per l'Ardea che vince il proprio girone
diciamo matematicamente, ma soprattutto contro un Casalbertone che vi ha dato filo da torcere. Ora, innanzitutto, forse due parole, speriamo che se la cavi con il polso, il bomber che si è fatto male oggi. Però parlando della gara, quanto eravate sicuri di questo risultato oggi, nonostante il progetto futsal che aveva cominciato bene? Si era messa male, però come sempre siamo riusciti a riprenderla e a portare a casa questo campionato. Un atteggiamento che vi ha dato ragione anche durante la stagione, probabilmente, perché insomma anche nelle difficoltà la squadra deve tenere duro e nervi saldi. Forse il finale c'è stato un po' di nervosismo, ma niente che ha rovinato la festa, insomma, Angione. Sicuramente l'infortunio del bomber ci ha un attimo destabilizzati durante la partita, alla fine un po' nervositi, ma era tutta un po' d'ansia e arriva alla fine. Comunque un campionato che puntiamo a vincere, sappiamo di poter vincere dalla prima giornata. Cammino quasi perfetto, 23 partite, 22 vittorie in pareggio, ne manca una sola. Ce lo meritavamo, ce lo siamo meritati. Complimenti a entrambi, aspettiamo quindi di chiudere in casa questa stagione. Oggi si festeggia, si rifesteggia in casa prossima settimana. Complimenti a voi e insomma, forza Arde. Dai Mirko! Dai Mirko!